Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzeni e voi siete su Sardinia Warrior, il mio canale di YouTube. Perché ho aperto questo canale di YouTube? Il tutto è nato da una ricerca che ho svolto durante la stesura del mio libro Guerrieri dai bronzetti alle statue di Montiprano. Questo libro analizzava varie figure di combattenti della fine dell'età del bronzo da un punto di vista rievocativo e, diciamo, sperimentale, quasi di archeologia sperimentale. Ho prodotto un video su questi argomenti e poi ho pensato, ma perché allora non fare tutta una serie di video al riguardo sul mio libro? Da lì mi si è aperta l'idea non solo di fare dei video inerenti alle tematiche della Sardegna nuragica, romana e medievale, periodi di cui mi occupo da quasi 10 anni, ma anche su altri temi e argomenti inerenti a questa trattazione, ad esempio le armi. Vedete che io sono un collezionista di riproduzioni di armi, in realtà non sono vere e proprie armi perché non sono né affilate né hanno la punta, sono quasi dei simulacri, dei soprammobili abbastanza costosi, però sono degli oggetti che utilizzati in rievocazione e insomma in una simulazione di combattimento danno l'idea di come più o meno si potesse combattere al tempo con questi oggetti. Perché fare comunque un canale su argomenti che magari sono già stati trattati da altri, come, non lo so, Scola Gladiatoria, Metatron, Lindy Beige, David Rawlings o eccetera eccetera eccetera. Ce ne sono talmente tanti, Tang Trant, Sha Diversity, insomma YouTube è pieno di queste persone che trattano argomenti che a me hanno sempre appassionato, come armature, armi, spade, rievocazione, EMA, eccetera, eccetera. Perché? Perché nessuno parla di Sardegna nuragica, nessuno parla di ricostruzione di oggetti, armi e armature dell'età del bronzo o della fine dell'età del bronzo e degli inizi dell'età del ferro, un tema di cui ormai io mi occupo da quasi una decina di anni. Quindi ho pensato di colmare questo vuoto, non perché io voglia avere chissà quale seguito di youtubers o di persone su vari social network, ma solo perché mi sono accorto che nessuno parla, nessuno tratta di queste tematiche su YouTube. Quindi ho pensato di colmare questa lacuna. Chiaramente ogni tanto farò video anche al di fuori di questi temi, quindi non solo Sardegna nuragica, non solo archeologia nuragica, ma probabilmente anche rievocazione storica, scherma storica, dei più svariati periodi, si va da quello romano a quello medievale giudicale, che comunque non è conosciuto perché non ne tratta quasi nessuno al di fuori della Sardegna, e che però ho notato interessa a diverse persone che mi hanno scritto su internet. Questo canale inoltre tratterà di tematiche meno inerenti magari alla Sardegna nuragica o alla realtà sarda in generale, però se aveste interesse a seguire questi video sappiate che ne produrrò diversi. Questo è tutto, spero che la mia presentazione vi sia sembrata interessante. Ci ritroviamo su Facebook al canale di Sardinia Warrior, su YouTube ovviamente, mettete mi piace, condividete, lasciate un commento, iscrivetevi e oltre a questo c'è il mio sito web sardiniawarrior.weebly.com o il mio blog sardiniawarrior.blogspot.com. Ci rivediamo su questi canali e per qualsiasi video riguardante la civiltà nuragica, la ricostruzione, la rievocazione storica e l'archeologia sperimentale, mi trovate qua. Ciao e un caro saluto!